Bene, mister, siamo qua a commentare una partita che è sembrata stregata a noi sugli spalti, pallone che non voleva assolutamente andare dentro, quando sembrava che dovesse andare c'era sempre qualcuno o qualcosa che dalla linea la tirava via. Quando siamo riusciti a metterla dentro l'arbitro l'ha annullato il gol. C'è stata una traversa, a un certo punto abbiamo fatto quasi un tiro al bersaglio, qualcuno ha detto tiro al piccione, non voglio essere troppo duro, insomma era destino, un pareggio, un punto che comunque ci mantiene primi perché hanno pareggiato tutti in testa. Sì, l'analisi è questa, è chiaro che queste partite ci sono all'interno di un campionato, basti vedere, per fare un esempio, qua la Juve ieri e qualche altra squadra, ci sono queste partite qua. È chiaro che se hai la fortuna di portarla a casa, boh, altrimenti sì, abbiamo avuto tante occasioni. Comunque. Le occasioni le abbiamo avute, non siamo riusciti a buttarla dentro, adesso per un motivo, adesso per un altro, e dobbiamo accettare il verdetto sul campo. Sì, penso che comunque abbia poco da recriminare se non quello appunto che non siamo riusciti a metterla dentro, ma oggi il Portogallo era solo il Portogallo in campo, loro hanno fatto quel gol su tiro da fermo, su punizione, bravi a cercare di tenersi il pareggio, però noi non dobbiamo neanche amargiarci più di tanto, insomma, se non appunto per questo pareggio che poteva esserci anche la beffa nel finale, perché insomma certo, tutto può succedere, ci mancherebbe. Però credo che insomma le occasioni noi rispetto diciamo ad altre partite ne abbiamo avute parecchie, ma tante ne abbiamo avute, quindi niente, dobbiamo accettare. Domenica prossima abbiamo il derby. Sabato. Ah, si gioca sabato, bene, così chi ci ascolta prenderà nota. Andiamo a Concordia contro la Iulia Sagittaria, che è ultima in classifica, ma dobbiamo stare attenti. Sicuramente, nessuno ti regala niente e il bello del calcio è questo, se non fosse così non sarebbe il calcio. Perché i derby, lei l'ha già detto una volta, insomma sono partite a sé, può succedere di tutto, si azzerano i valori, speriamo invece che per noi sia la ripresa dei 3 punti. Chiudiamo con quale considerazione? Sì, è quello, dobbiamo continuare a fare il nostro percorso, chiaramente dobbiamo continuare. Io non mi lamento se le occasioni da gol ce le abbiamo, invece se non avessimo avuto occasioni da gol sarei preoccupato, invece occasioni le abbiamo avute, quindi mi dispiace solo il risultato. Archiviamo la partita, campionato continua, grazie mister. Grazie.